c'è una frana di 200 metri, quindi la strada è bloccata per circa 200 metri, con un 4-5 metri di ghiaia, e ha interessato anche due baite, due fienili che sono della zona, li ha travolti e distrutti. Il nubifragio, la frana e la colata di sassi e detriti che seppelliscono le baite. Accade tutto in poco tempo a Vigo di Cadore per la tempesta improvvisa che colpisce la zona. Veneto Strada è costretta a chiudere la strada provinciale 619 dalla località Fogher alla località Fabbro. L'unico sollievo è che non ci sono feriti, gli interventi tempestivi hanno comunque scongiurato conseguenze peggiori, ma la situazione è pesante e costantemente monitorata. Abbiamo attivato il centro operativo comunale di protezione civile in maniera tale da attivare anche il volontariato locale, quindi la sezione ANA Cadore, che ci ha fatto tutta una serie di sopralluoghi sul territorio. E c'è un altro problema da tenere sotto osservazione. Abbiamo liberato un piccolo affluente che però in caso di grandi piogge è a ridosso gravitato, quindi porta un sacco di materiale e rischia poi di esondare, quindi anche lì abbiamo liberato le briglie, adesso è tutto sotto controllo. Altro sorvegliato speciale è il fiume Piova, dove c'è anche la centrale idroelettrica di proprietà del comune già distrutta da Vaia. Nei prossimi giorni faremo dei sopralluoghi per valutare effettivamente l'inghiaiamento dell'opera di presa e speriamo che non ci siano stati danni alla centrale stessa. Si guarda al cielo, si spera che il tempo sia clemente nelle prossime ore. Da oggi in avanti i sopralluoghi non si fermano. Difficile capire quando la strada sarà riaperta. Adesso stiamo lavorando in emergenza, quindi fin tanto che non è stabilizzata la situazione, né il comune né soprattutto Veneto Strade possono dare delle tempistiche certe.